Seveda ste, kot že rečeno, vljudno vabljeni, da sodelujete v pogovoru, da poveste kakšno svoje mnenje, misel, kakšno vprašanje za Loredano. Jaz bi začela samo tako, ker sem v resnici to hotela v uvodu povedati, pa bom šele zdaj. Ja. Da se mi zdi čudovito, da je film o vratih in puščavah del, zdaj ne vem, jaz bom rekla tematske sekcije Mesta žensk ali pa vsebinske sekcije Kolektivni spomin, ker se mi zdi, da je ta film točno to, da v bistvu vzbudi en čustven spomin, kolektiven čustven spomin, da ga v bistvu nekaj, kar v nas je, pa ni čisto artikulirano, da se ob gledanju tega filma zelo artikulira. Potem bi pa, ker jaz začela z vprašanji in beremo v predstavitvi filma, da ste film delali 20 let. Kako vam je uspelo to produkcijo držati v rokah toliko časa? Sono testarda. Trmasta sem, ustrajna. Beh, ci sono voluti 20 anni dal momento in cui ho scritto il testo, perché nessuna commissione ha mai voluto produrlo per diverse ragioni e ne posso dire qualcuna. 20 let je trajalo ta produkcija od trenutka, ko sem jaz napisala besedilo, kajti nobena komisija, nihče ni hotel sproducirati tega filma in bi lahko sedaj tukaj tudi navedla par razlogov, zakaj je do tega prišlo. Uno dei primi problemi era il testo, perché ho rilavorato la scrittura e quindi la scrittura era troppo difficile, sofisticata, eccetera. Questa, rispetto al testo, è stata una delle ragioni. Poi. Eden od razlogov je bil ta, da je bilo besedilo prekomplicirano, pretežko. Večkrat sem ga predelala in vsakič je bilo pretežko. Poi perché mi sono sentita dire che esageravo, che le cose che erano scritte in quel testo non erano vere, quando parlavo di, insomma, ecco, che non erano vere, e che queste persone che dobbiamo considerare delle vittime, racconto che fanno delle cose anche orribili per poter attraversare le frontiere, è qualcosa che non è facilmente accettato. Povedali so mi, da sem pretiravala na določenih mestih tega besedila, da to, kar sem jaz napisala, ni bila resnica. In tudi so mi povedali, da ti ljudje, ki jih mi štejemo za žrtve, so počenjali res grozne stvari, zato da so prečkali mejo. In to marsikomu ni bilo po godu. I won't read all this, don't worry, but it's just not to get lost. And yes. And mi hanno accusato anche di voler colpevolizzare quelli che avrebbero letto il testo o visto il film, e non era assolutamente il mio intento. Povedali so mi tudi, da s tem filmom sem jaz nameravala vcepiti krivdo v tiste, ki so si ogledali ta film, ki so prisostvovali temu filmu. E soprattutto queste parole erano mute. Ho fatto un film muto, perché volevo che la lettura, insomma che ognuno leggesse il testo, chi vedeva il film che lo leggesse con il proprio tono, le proprie emozioni, il proprio sentire,
E secondo le commissioni questo era assolutamente, cioè non andava, ci volevano attori o attrici che interpretassero questo testo e non sono mai stata d'accordo. In poleg tega so mi tudi povedali, da so bile te besede neme, to jim ni bilo po godu komisijam, kajti sem jaz želela, da so te besede nalašč neme, zato da vsak, ki si je ta film ogledal, jih je lahko pretolmačil s svojimi čustvi, s svojimi emocijami. Ecco, e l'ultima cosa che vale per il testo e per tutto il dossier che presentavo, da un lato mi si diceva che, visto che da tanti anni, insomma, sono dentro a queste storie, perché frequento i centri, perché ho visto i campi, perché insomma... quindi rischiavo di metterci troppa emozione e dall'altra, vista l'estetica del film che proponevo, di emozione non ce n'era abbastanza, insomma, quindi... In drugič so mi tudi povedali, da tako besedilo kot projekti sem ga jaz predstavljala, če po eni strani sem preživela res veliko let v tem besedilu pri snovanju tega filma, obiskovala sem centre in tabore, rečeno mi je bilo, da je bilo preveč emocij na tej strani in obenem so mi povedali, da jih je bilo premalo zaradi estetike same tega filma, da je estetika vsebovala premalo čustev, premalo emocij. Morale della storia, spessissimo ero depressa, non vado più avanti, basta, finito. E poi c'è stata un'amica con cui ho già lavorato in film precedenti che mi ha detto: guarda nel mio archivio di immagini se ci sono cose che ti possono interessare per cominciare. E così abbiamo cominciato. E poi, visto che non c'erano di nuovo soldi, ho detto vabbè, andiamo a vedere su internet se trovo delle immagini ready-made. In torej postala sem nekoliko depresivna, pravila sem sama sebi, da ne bom nadaljevala, da tega projekta ne bom speljala do konca. Nato pa je prišla do mene neka prijateljica, s katero sva že sodelovala pri drugih filmih in mi je ponudila svoj arhiv slik in mi je povedala, če te kaj zanima, kar vzemi, to ne bo šele začetek. In tako sva tudi začeli, ampak potem ni bilo dovolj sredstev, finančnih sredstev in zato sem pobrskala po spletu, da sem našla slike, podobe ready-made. In podobe v filmu so pogosto zelo lepe, so pretresljive, presunljive, ampak tudi lepe. Ne, ampak zakaj se je odločila za to vrstno estetiko, ne pa neko estetiko realnosti, razdrte, grobe? Sono diverse ragioni, ma all'inizio, visto che le immagini della mia amica Elsa erano molto belle, l'inizio con la nave, il mare con le onde blu, immagini che aveva filmato, delle volte ero con lei, delle volte venivano proprio dal suo archivio, avevo deciso che tutte le immagini dovevano essere belle, perché spesso questi richiedenti asilo, vivi o morti, erano filmati così, nella loro miseria, nella loro bruttezza, diciamo. E non volevo fare questa cosa, volevo renderli belli e ho creduto che per renderli belli dovessi avere delle belle immagini. Belle nel senso di filmate bene, bella fotografia, eccetera. Inquadratura. Zato je več razlogov. Na začetku, ko mi je prijateljica Elsa pristopila na pomoč, mi je ponudila nekaj zelo lepo posnetih
kadrov, nekaj zelo lepo posnetih slik, na primer tisto ladjo na začetku, pa morje z valovi. In jaz sem se odločila, da bom poiskala, da bom izbrala vse slike, ki bodo estetsko lepe, zato ker ti prosilci za azil, živi ali mrtvi, ki so posneti v tem filmu, so bili posneti v njihovi tragični grdoti. Zato sem se odločila, da jih bom polepšala in zato sem izbrala lepo posnete kadre, lepo slikane slike in take prizore, ki so zelo lepi, estetsko lepi. E poi arrivo su internet e su internet ci sono delle immagini brutali, insomma, grezze, flu, inquadrate male, soprattutto filmate con i telefonini e spesso dai sopravvissuti dei viaggi nel deserto, delle navi, eccetera. E ci avevano una forza tale, avevano senso, avevano potenza, anche se erano male inquadrate, anche se insomma erano brutte, prese così sul momento. Erano immagini di testimonianza per far vedere l'orrore di quello che succedeva. E mi sono chiesta cosa potevo fare con quelle immagini. Na spletu pa sem našla tudi recimo temu brutalne, grde, surove slike, slabo posnete. Posnete z mobilnimi telefoni, strani preživelih, ki so se podali na to neverjetno, včasih neizogibno popotovanje skozi puščavo in skozi morje po ladjah. Ampak te brutalne, surove podobe, te slike, ti posnetki so izražale tako moč, so imele tak smisel, da sem se odločila, da jih bom uporabila kot pričevanje o vseh teh grozotah, ki so jih morali ti ljudje prenašati. E poi il lavoro è stato quello di fare con le immagini quello che ho fatto con il testo. Cioè il testo di questo film nasce da incontri, da storie che mi hanno raccontato, delle loro esperienze. Quindi questi migranti, questa è un'emigrazione obbligata, come si dice, cioè da dove questa gente ha dovuto partire, eccetera. Ho voluto rilavorare quella lingua per risemantizzarla, per ridargli un senso, per non dire sempre emigrati, per non dire sempre rifugiati. Dico sempre perché a forza di dirle le parole perdono significato. E quindi per le immagini ho pensato di fare la stessa cosa, cioè di ridar loro un senso, quindi le ho scelte, le ho rinquadrate, le ho ricolorate, ne ho preso dei dettagli, ho cercato di dare a quelle immagini il mio sguardo. In torej s slikami sem storila to, kar sem storila z besedili. Besedila, naj povem še to, so nastala na osnovi sreča, na osnovi zgodb, ki so mi jih ti ljudje pripovedovali, opisali so mi svoje izkušnje in seveda so mi opisali to izkušnjo obveznega izseljeništva, obveznih migracij in zato sem se odločila, da na ravni besed jih osmislim, kajti če govorimo vedno o priseljencih, o migrantih, lahko besede izgubijo svoj pomen. In podobno sem storila tudi s slikami. Tudi slike sem želela osmisliti, zato sem jih izbrala, preučila, prebarvala in pobarvala, osredotočila sem se na določene detajle, zato da bi jim dala svoj edinstven pogled. Zanimivo mi je bilo tudi, ko ste povedali, kako ste se za vsak kader odločali. Molto interessante il fatto come lei ha selezionato Pretehtali. ciascuna scena, come l'ha pesata, l'ha soppesata ciascuna scena. Molto, no? Intanto bisognava che immagini e testo fossero in una coerenza, mi viene quasi da dire in un'armonia.
che l'immagine non fosse illustrativa del testo e il testo delle immagini. È stato un lavoro enorme. Nel mio testo di base qui manca 30%. Mi perdo. Ha valutato anche da dove proviene ciascuna scena? Sì, importantissimo. Sì, perché su internet si trova veramente di tutto e qualche volta ci si chiede ma chi ha filmato, come ha fatto a filmare così bene, fra virgolette, cioè inquadratura, luce, eccetera. Non lo so, il bambino che sta annegando nel mare, la donna che sta annegando con la corda ancora legata alla barca. Ho visto delle cose terrificanti, filmate bene, tecnicamente perfette. Ma comunque per tutte le immagini su internet e non solo su internet mi sembrava fosse veramente di mia responsabilità andare a vedere il più possibile, perché non si riesce sempre a risalire all'origine, chi le aveva filmate e se non erano messa in scena. Un po' si mette sempre in scena perché si sceglie da dove inquadro, eccetera. Ma è che su internet ci sono veramente delle messe in scena, cioè veramente delle fiction. Dobre, najprej sem želela, da so slike, kadri in besedilo dosledno v čim večjem sozvočju. Zato, da ne bi slike opisovali kadrov samo in da ne bi oziroma da ne bi besedilo opisovali kadrov in da ne bi kadri zgolj opisovali besedil. Res ogromno dela sem naredila na tem področju in pomislite, od osnovno besedilo sem skrajšala za 30%. Potem glede izvora kadrov. Na spletu se najde res vsega in jaz sem hotela pri vsakem kadru razumeti, kdo je ta kader posnel in kako je posnel recimo temu tako lepe, tehnično dovršene kadre. Osvetlitev je ta prava, fotografija je ta prava, smer snemanja je ta prava. Pomislimo na tisti kader otroka utopljenega na obali ali pa ženske, ki se oklepa vrvi obladi. To so tehnično dovršeni kadri. In torej sem začutila v sebi odgovornost, da si ogledam čim več, da vidim čim več, da ugotovim, kdo je posnel te kadre in ali so bili ti kadri uprizorjeni, kajti na spletu se najdejo tudi taki kadri, ki so uprizorjeni in so skoraj fikcija. Zato sem poiskala čim bolj pristne kadre. Tutto il lavoro comunque, per ogni immagine che ho cercato, cioè immagine, anche filmati che ho cercato su internet, assicuro che ogni volta, e questa cosa era molto eccitante, ma pone anche molte questioni etiche e di responsabilità, era cosa faccio vedere. Ci sono molte cose che non riuscivo a guardare, talmente erano orrende, torture in Libia, morti bruciati dal sole nel deserto e poi insomma sarebbe infinita la cosa. Quindi veramente la questione di che cosa faccio vedere, che cosa mostro, che cosa invece no, che cosa cerco. Per quello ho lavorato molto sui dettagli, perché speravo che un dettaglio rimandasse al fuoricampo, insomma, diciamo così, per un'immagine cinematografica. In vse delo, ki je bilo narejeno za vsako posamezno sliko, za vsak posamezen posnetek na spletu, je bilo zagotovo navdušujoče, ampak mi je zastavilo tudi določena etična vprašanja. Vprašanja glede odgovornosti v smislu, kaj nam pokažem. Veliko sem si ogledala, veliko slik in posnetkov sem si ogledala, veliko pa nisem utegnila gledati več. Vseh teh grozot, ogledala sem si veliko posnetkov trpinčenja v Libiji, trupla, sežgana v puščavi, vse to sem izpustila, kajti ključno vprašanje je bilo, kaj pokazati in kaj ne.
Zato sem se tudi zelo osredotočila na detajle. Se na nek način bi rada jaz povedala, da se mi zdi kdaj vulgarno tako razstavljati umetniško delo, kot jaz zdaj počnem. Credo che sia un po' volgare quello che sto facendo io, cioè le sto suddividendo a pezzi un'opera d'arte, la sua opera d'arte, la sto sintetizzando in piccole unità, la sto analizzando troppo forse. Ampak sprašujem naprej. Però continuerei a parlare. Oddio, più che altro forse diventa un monologo. Morda bi predali besedo tudi občinstvu, kajti drugače postane tukaj monolog z moje strani do vas, ne? Torej, če imate kako vprašanje, kar na plano, prosim. Allora, la signora interessa come è stato accolto questo film, lì dove è stato presentato, in Italia se non sbaglio è stato presentato, in Belgio, no? Anche. Qui è una prima mondiale, non è stato presentato da nessuna parte. Aha, to je svetovna premiera, ni bil predstavljen še nikjer. E visto le mie esperienze passate, non sono sicura che in Italia sarà visto da qualche parte, a parte che in gennaio sono al Festival a Trieste, ma insomma vedremo. Con questo film a Trieste? Aha. Torej, glede na svoje izkušnje pa ne verjamem, da bo film prikazan ne vem kje v Italiji, zagotovo pa bom novembra v Trstu, ga bom pokazala v Trstu na neki predstavi. Še kakšno vprašanje, mogoče kakšna misel? Zdaj, če počakate, da do vas pride? Pogovor je sneman, tako da se bo bolj razumeli. Della ragazza. Kaj si rekla? Okay. And I will speak English, okay, because I can formulate myself maybe better than in Slovene. I have two questions actually. So the first one is more maybe technical, because I wonder how did you approach the work with the editors? Because you were working on the text for 20 years and then, you selected pictures and then... How did you approach... It was the editors, right? Yeah. So this is the first question. And then another one is kind of a bit bigger one. Because when I was watching this film, I was constantly thinking about the place from where I watch this film. Who I am when I'm watching this film. And I basically wonder... What is the place that you created this film? Where you are when you're approaching. Yeah. I will just put the mask. So I was just thinking about. I tried before the first one. Yeah, okay, let's go. Because otherwise I talk too much. Maybe you see in the. Forse l'avete visto nei titoli finali, ho lavorato con almeno 4 persone diverse. Per l'editing del film. Morda ste to videli na koncu, sodelovala sem z vsaj 4 različnimi osebami za editing filma. Questo per una ragione sempre la stessa ragione, non c'erano soldi della produzione e quindi il montaggio è stato fatto in degli, atelier, si dice atelier? A Bruxelles, qualcuno mi ha dato lo studio di montaggio, qualcuno la stagiaire dell'editing, qualcuno un altro studio, insomma, quindi ho cambiato posto spessissimo. Con qualcuno abbiamo lavorato meglio, con qualcun altro peggio, perché insomma non è facile, penso, ho visto, non è facile entrare nella stessa sensibilità rispetto a un film del genere, sensibilità mia naturalmente. Torej, razlog, zaradi katerega sem sodelovala s 4 različnimi osebami za editing, je vedno isti, to se pravi, da ni bilo denarja. In zato smo recimo montažo opravili v enem ateljeju v Bruslju, potem sem si izposodila drug studio za editing, torej sem se veliko premikala in s temi ljudmi sem sodelovala z enimi dobro, z drugimi manj dobro in to zaradi tega,
ker ni pri vseh teh sodelavcih lahko stopiti v sozvočje z mojo občutljivostjo, ki sem jo pokazala v tem filmu in ki ta film mi je dal. Significa anche che io sono una vera dittatrice al montaggio e quindi significa che ogni volta cambiavo posto oppure la persona con cui ho lavorato, io arrivo con... ho già lavorato, so già dove voglio mettere le cose e dove non voglio metterle, però naturalmente per fortuna, soprattutto con una persona ho lavorato molto bene, era lì a ricordarmi quando le immagini rischiavano di essere illustrative, quando dovevo tagliare un po' di testo, forse era meglio perché io avrei voluto tenere tutto. Quindi ci sono stati anche dei confronti molto importanti per avere uno sguardo un po' più distante. In to pomeni, in moram priznati, da sem nekakšen diktator, kar se montaže tiče. Zamenjala sem vse te osebe, zamenjala sem tudi studije, ateljeje in vsakič, ko sem prišla v nov studio, ko sem začela sodelovati z novo osebo, sem vedela, kam bi postavila stvari, kam jih ne bi postavila in z eno osebo sva se res zelo dobro ujela in ta oseba mi je povedala, kje so slike preveč opisne, kje bi bilo treba malce rezati besedilo, kajti moja težnja je bila ta, da bi jaz napolnila ta film s še več kosi besedila in torej mi je ta oseba pomagala imeti nek bolj oddaljen pogled na celoten projekt. E bisogna anche tener conto che per piccoli episodi, cioè piccoli periodi, ho lavorato per 3 anni e quindi ogni volta in cui cambiavo per esempio una parte del film perché trovavo delle immagini che mi sembravano più adatte, bisognava cambiare il ritmo del testo, per non parlare di quando è arrivato il sonoro. Quindi ogni volta è stato un lavoro incredibile, cioè io ho cambiato 3 minuti del film 2 giorni prima del montaggio finale e quindi ogni volta il ritmo era da rifare. E questo in 3 lingue, insomma, quindi, perché c'è in italiano, in francese e in inglese. E è stato un lavoro veramente, non sembra, ma è un lavoro enorme, perché volevo che il ritmo, la musicalità ci fosse una coerenza, insomma. Quindi ogni volta bisognava cambiare fino alla fine, insomma. In poleg tega je treba upoštevati, da jaz sem pri tem filmu delala za krajša obdobja dolga 3 leta in včasih se mi je zdelo, da so eni kadri, eni posnetki bolj primerni od drugih, morda sem kak nov kader našla na spletu in takrat je bilo treba spremeniti tudi besedilo z novim posnetkom, kajti hotela sem temu filmu zadati določen tempo v zvezi z besedilom. Potem so določene spremembe, popolne spremembe, v celoti spremenila film, ko je prišla zvočna podoba filma. Pomislite, da 3 minute filma sem jaz spremenila 2 dni pred končno montažo in to v 3 jezikih, v italijanščini, v francoščini in v angleščini. Torej morda se ne zdi, ampak za tem filmom se skriva res ogromnega dela, ker sem želela, da ta film ima nek tempo, nek ritem in neko zvočnost, ki se ujema, ki je dosledna z besedili in slikami. Thank you. So and then second question, I will try to be more precise. So when I watch this film, I'm thinking about who I am, who is this person who is watching it now. And when Varya, you mentioned this collective memory, I'm thinking about who is that collective, and who are those individuals that are watching, how they can relate. So I wonder how you find yourself, who is the person who tells this story, and you as a director of this film, how you define yourself, from which position do you tell this? Maybe I understood. Ha detto che la storia tratta di aspetti individuali che racconta una storia collettiva. Certo.
delle vittime, la vita delle vittime, lo sguardo delle vittime, ma lei come si sente lei? Chi è lei? Chi è la voce che racconta questo film? È la sua voce, no? E lei come si sente, come si pone nei confronti di questa dimensione del ricordo collettivo, dell'espressione individuale delle vittime? È una domanda che mi sono posta tante volte. E spesso mi sono detta sì, ma perché rilavorare non delle testimonianze, perché c'è proprio stato, sono stata molto tempo con le persone per riuscire a avere la loro fiducia, perché non c'è niente di inventato in quello che leggete in questo testo, di quello che hanno vissuto. E mi sono sentita un po' come avevo il bisogno di provare a essere una passaparola, a chiedere alle domande che io mi ponevo, a trasmetterle, e a chiedere: ma vi siete concernés, come si dice? Siete involved? Io avevo molta collera, molto dolore. Allora, alla domanda chi sono io per farlo, chi sono io per fare un film in più, ce ne sono moltissimi, fiction, documentario, radio, teatro, ce ne sono moltissimi. Quindi perché farne un altro? Ma forse sì, forse per trasmettere una memoria, e questo credo sia una questione di... Sì, avevo bisogno di farlo, avevo veramente bisogno di farlo. Allora non so chi parla, certo sono io perché sono io che ho scelto le parole, sono io che ho scelto gli avvenimenti, sono io che ho scelto come raccontare questa storia. Ma credo che il dovere di memoria, specie con la collera immensa che ho rispetto all'indifferenza e rispetto al rigetto e rispetto a delle leggi assassine che assassinano queste persone, ecco, diciamo che avevo bisogno di esprimerlo. Glejte, to vprašanje je zelo zanimivo in tudi sama sem se večkrat spraševala. Večkrat sem se spraševala, zakaj bi obdelala to gradivo. To gradivo ni zgolj pričevanje, kajti veliko časa sem jaz s temi ljudmi preživela in potrebovala sem tudi veliko časa, da sem pridobila njihovo zvestobo. Nič ni izmišljenega v tem besedilu, to so dejstva, dejanja, dogodki, ki so jih ti ljudje resnično doživeli. In torej sem občutila potrebo po predajanju, po prenašanju besede, po prenašanju vprašanja, ki sem se ga zastavila. Veliko jeze sem takrat občutila, ko sem te izkušnje doživljala, veliko bolečine. In vprašala sem se, kdo sem jaz, da posnamem še en dodaten film, še en film več. Veliko je dokumentarnih filmov, veliko je gledaliških iger na to temo. In zato sem se vprašala, zakaj še en film. In dejansko sem se odgovorila, zato ker želim prenašati spomin. Potrebovala sem, da to storim.
Potem glede tega, kdo govori v tem filmu. Ne vem točno, kdo govori v tem filmu. Več je glasov v tem filmu. Seveda sem jaz, ki govorim, ker sem jaz izbrala besede, ker sem jaz se odločila, kako pripovedovati te zgodbe. In občutila sem nenazadnje tudi dolžnost o zagotavljanju pričevanja zoper brezbrižnost, tudi teh ljudi, pričevanja zoper te krvave zakone, ki urejajo to področje, in to je bilo ključno za mene. To je bilo ta potreba, da to izjavim, da o tem pričam. Vorrei fare solo un esempio. In Italia hanno appena condannato Mimmo Lucano, che era sindaco del paesino di Riace, sud dell'Italia. Anche Wim Wenders ha fatto un film su Riace, a 13 anni di prigione per aver, com'è ancora? Sì, per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Riace era un paese completamente morto. Lui come sindaco ha accolto queste persone, che erano naufragati su queste rive, li ha accolti nel villaggio. È un esempio incredibile di integrazione, se usiamo questa parola. Comunque il villaggio è rivissuto di nuovo, negozi, scuola, eccetera. E questi rifugiati che erano venuti e la popolazione del villaggio assieme. È un esempio che non può esistere, perché bisogna comunque reprimere chiunque immagini di poter essere dalla parte dell'accoglienza. È stato condannato a 13 anni di prigione. Qualche tempo fa qualcuno che in macchina ha attraversato il paese e ha tirato su tutto quello che vedeva di nero, è stato condannato a qualche mese e è già fuori. Potrei farne non so quanti di questi esempi, ma ogni volta mi sembra di aver veramente bisogno di dire: ma cosa facciamo? Ma non c'è proprio niente da fare, ma stiamo proprio a guardare, ma facciamo finta di non vedere. Io non ce la faccio. Delle volte vorrei, per essere più in pace e più tranquilla e meno disperata dello stato di tutto lo stato di cose di questo mondo, ma non ci riesco, e quindi per uscire comunque dalla mia solitudine fare un film così per me è veramente chiedere: non c'è proprio niente da fare, e voi e noi, ecco. Soprattutto non far sentire in colpa, non c'entra assolutamente questo, ma insomma interrogare la capacità che potremmo avere di abituarci all'indifferenza. Torej, ne vam kot primer povem naslednje. Pred kratkim so v Italiji obsodili župana mesta Riace. Mesto Riace se nahaja v južni Italiji. Župano je ime Mimmo Lucano in so ga obsodili na 13 let zapora zaradi hudodelske združbe, ki je nudila pomoč nezakonitim beguncem in migrantom. Zakaj je to nezaslišano? Zato, ker je bila vasica Riace pred sprejemom migrantov dejansko mrtva vasica, nič ni bilo tam, in ta župan se je odločil, da bo sprejel te ljudi medse, te ljudi, ki so skoraj utonili na obali
tega mesteca in je vzpostavil nek neverjeten primer integracije, kar tako jo lahko imenujemo s to besedo. Vasica je ponovno zaživela, odprli so ponovno trgovine, šolo so ponovno odprli in ti migranti so dejansko zaživeli in skupaj sobivali z lokalnimi prebivalci. To pa seveda v Italiji ne sme obstajati, potlačiti je treba vse tiste, ki stojijo na strani sprejemanja drugačnih in drugih. Kot primer naj navedem še to, da pred nekaj leti je nek fanatik streljal z avtomobilom na vse temnopolte ljudi, ki jih je srečeval v svojem mestu in zato so ga obsodili zgolj na par mesecev zapora in zdaj je že na prostosti. Torej 2 uteži, 2 meri in 2 uteži. Veliko je še takih primerov in pri takih primerih se moramo vedno, vsaj jaz se vedno sprašujem, kaj delamo, kaj lahko storimo, ali si bomo še zatiskali oči, ali bomo še prikrivali resnico. Včasih bi želela, da bi mi tudi to meni uspelo, ampak dejansko mi ne uspe in zato za izhod iz te svoje osamljenosti sem posnela ta film, si zastavljam ta vprašanja, ki grejo tudi v smeri ugotavljanja, koliko se lahko navadimo na brezbrižnost do drugih. Thank you. Meni se zdi zdaj tak zaključek to. A bi še kaj, Loredana, bi še kdo od vas kaj vprašal ali pa kaj povedal? Prosim. Ja. Tam v zadnji vrsti. Aggiungere qualcosa, vorrebbe dire qualcosa a conclusione di questo incontro? Ancora qualche pensiero? Forse... Oppure, no, c'è una domanda del pubblico. Ja, v bistvu ni vprašanje, ampak samo tako taka zahvala. Jaz bi se rad zahvala za super projekcijo in super film. Mislim, da tako sporočilo je nekaj, kar bi mogel vsak slišati in da se tak film nikjer noče predvajati, je v bistvu grozota. No, tako na lahko povedano. Ja, pač kako si lahko ljudje pri tem zatiramo očmi, je to ogabno je. In če ni nas kot takih ljudi, ki znamo to dati na platno, kdo bo to naredil namesto nas? Kdo? In bi se rada še enkrat zahvala, da niste obupali v tistih časih. Ja, da niste obupali in da se ta film dal na platno, ker to se rabi videti, to rabijo ljudi videti. In ja, hvala. Allora, la ragazza vorrebbe cordialmente ringraziarla per aver fatto questo film che racconta di storie di vita che non sono quotidiane, che non rientrano nel nostro quotidiano, ma che hanno un messaggio molto forte e quindi dimostrano come non bisogna mai chiudere gli occhi davanti a certe questioni che riguardano l'umanità, e vorrebbe ringraziare lei che non ha mai desistito durante la creazione di questo film dal farlo e che ha avuto il coraggio per rappresentare queste storie sotto forma di film. Quindi la ringrazio di nuovo per questo bel progetto. Beh, grazie, ma non so se coraggio è la... non credo di aver avuto del coraggio. Se vam zahvaljuje za te prelepe besede in se sprašuje, ali je bila sploh hrabra ali bila korajžna pri snovanju tega projekta. Ci sono tempi in cui non ho potuto farne a meno, insomma, forse prima di tutto per me. V določenih časovnih obdobjih nisem mogla brez tega dela, nisem mogla ne narediti tega, kar sem naredila. Morda v prvi vrsti zase.
perché sono anni che incontro persone che nel frattempo sono morte o sono clandestine o non so dove sono. E devo dire che non sopporto quando leggo che riposino in pace chi è stato assassinato e chi non ha avuto soccorso non riposa in pace. E non sopporto neanche quando leggo la loro memoria vive ancora in noi, perché mi chiedo quale memoria. Sono migliaia, 25, voglio dire, sono 25.000 solo quelli che sappiamo nel Mediterraneo in questi ultimi anni. E faccio fatica anche a sentire, si fanno certi film per resuscitarli. No, non si resuscitano. E quindi sì, diciamo che è forse il mio modo. Se fossi credente direi di dire una preghiera, ma non lo sono. E quindi non lo so, di dire quante tombe ci sono. Scusate un po' il nero di questo finale. Ja. Ker je že vrsto let dejansko, ki srečujem ljudi, ki so umrli, ljudi, ki so nezakoniti, po ne vem katerih zakonih, ne vem iz katerih razlogov, srečujem ljudi, za katere več ne vem, kje so. In ne prenašam določenih besed, ne prenašam besede, naj počivajo v miru. Ne bodo počivali v miru, kajti bili so umorjeni. Nekateri pravijo, da njihov spomin živi v nas. Kateri spomin? V nas. Kdo smo mi? Veliko, na tisoče jih je. 25.000 je tistih znanih, ki so utonili v Sredozemskem morju. Težko prenašam tudi besede, ki jih nekateri izrečejo in pravijo, da so taki filmi posneti zato, da jim povrnemo življenje. Tega sploh ne prenašam. Snemanje tega filma je bil moj način, če bi bila verna, da bi izrekla neko molitev, ampak nisem verna. Zatorej, kaj je lahko ta film? Ta film je lahko pričevanje in način, s katerim povem, koliko grobov je še tam. In se opravičujem, če sem bila morda malce pretemačna v teh zaključkih, morda malce preveč črnogledasta med zaključki. Meni se zdi tudi zelo pomembno pri filmu ta časovni kontekst, širši od sedanjosti. In to je del filma, ki mene tudi izjemno razjezi, ker so razlogi za to nasilje. Guardando questo film perché ci sono delle motivazioni che portano a queste violenze, ci sono delle cause che portano a queste violenze. Nasilje, izkoriščanje in to je, ker pač naša kultura, v bistvu naša civilizacija temelji na tem in to tudi vidimo v tem filmu. Si basa su questo sfruttamento, si basa su questa violenza e questo lei l'ha messo in luce in questo film. In ni čudno, da smo taka družba potem. Non è strano che poi alla fin fine siamo una società